In Sardegna più di una persona su 7 ha dovuto rinunciare a visite mediche o a esami diagnostici nel 2023. Il dato, il più alto a livello nazionale secondo la Fondazione Gimbe, si attesta al 13,7%, quasi il doppio rispetto alla media italiana del 7,6%, mettendo in luce una grave difficoltà di accesso alla sanità nell'isola. La causa principale, secondo il report, è l'impossibilità economica di sostenere i costi delle prestazioni private, aggravata dalle lunghe liste d'attesa nel sistema pubblico. La spesa sanitaria delle famiglie sarde è inoltre tra le più basse in Italia. In molti non possono permettersi visite specialistiche o cure private, mentre in regioni più ricche come la Lombardia la spesa pro capite supera i 1000 euro. Segnali, secondo la Fondazione Gimbe, di un sistema sanitario nazionale sempre più in crisi. Senza un rafforzamento della sanità pubblica, il sistema rischia di diventare insostenibile, con le famiglie costrette a scegliere tra pagare di tasca propria o rinunciare alle cure. In Sardegna la situazione è particolarmente critica. Redditi più bassi, inefficienza dei servizi e difficoltà di accesso alle cure stanno creando un'emergenza sanitaria che, senza interventi strutturali, potrebbe peggiorare ulteriormente, aumentando diseguaglianze e fragilità sociali.